Oggi una mostra contemporanea qui si inaugurerà nel pomeriggio presso questi locali del Teatro Pirandello. Ne parliamo direttamente con l'artista. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, io sono Francesco Anastasi, sono il direttore artistico di questo grosso evento Valle dei Templi, che ho raggruppato tanti artisti provenienti da varie parti d'Italia e che stanno coronando la scenografia, la coreografia e con la bellezza dei loro colori questi messaggi innanzitutto per dare lustro a questa grande manifestazione. Cosa dire? Io principalmente, oltre che dipingere, amo molto l'arte, per cui dico quando l'arte emoziona è la cosa più bella del mondo, perché l'arte non deve piacere, ma deve soltanto emozionare. Questo è il messaggio che voglio dare, lo do ai giovani e a chi inizialmente sta iniziando a dipingere perché gli dà l'allegria. L'arte è allegria, l'arte è comunicazione, socializzazione, l'arte può essere il messaggio promotore di una qualche cosa che noi vogliamo veramente attuare e soltanto con l'arte la possiamo fare. Fino a quando è possibile vedere le sue opere qui? Ma le mie e le opere di tanti artisti che io praticamente ho raggruppato fino al 10 gennaio saranno qui, in modo che la gente può venire a guardare, può venire a vedere e chiaramente può constatare cosa si sta facendo per Agrigento, perché c'è sempre qualcuno che ama una città. Io sono palermitano, però sono adottato qui ad Agrigento perché presenterò prestissimo la tela più grande d'Europa di 30 metri quadrati, che è il messaggio che voglio dare, che il titolo è La Vucciria, e insieme al sindaco stiamo cercando la location giusta per a gennaio poterla esporre nella città dei Templi, che è la cosa più bella del mondo. Oggi l'arte moderna contemporanea, seconda edizione, Trofeo Valle dei Templi, arte del Mediterraneo. Abbiamo sentito il maestro Francesco Anastasi, sentiamo ora la curatrice Daniele Lardi. Sì, oggi è un grande evento, vi aspettiamo tutti alle 17 per la presentazione e l'inaugurazione della mostra presso il foyer Pippo Montalbano di tutti gli artisti che comunque ci hanno donato proprio la loro arte dedicata ad Agrigento. Quindi siamo onorati di accogliere tutti questi artisti, che in particolare ci sarà naturalmente uno che si distingue perché ci ha emozionato particolarmente e perché naturalmente con il critico d'arte e il direttore artistico, il maestro Anastasi, si è potuto constatare proprio questo. E vi aspettiamo numerosi oggi per questo grande evento alle 17 presso il foyer Pippo Montalbano.